l'Udinese perché? Perché sei venuto 2 mesi fa e adesso abbiamo scoperto che... No, che sono venuto per Matteo, no? Mio figlio di 15 anni viene al settore giovanile dell'Udinese da gennaio, da iniziare la sua avventura, imparare qua, crescere per cercare di poter un giorno indossare la maglia dell'Udinese e della prima squadra, che sarebbe un sogno, un ragazzo che c'è qualità e ha tanta voglia di imparare, quindi sono stato a Londra a parlare con Gino e Gino, sempre cordiale, mi ha detto tu a casa, tu puoi andare quando vuoi, porta Matteo lì che li faremo crescere, quindi mi fa molto piacere. E quindi si trasferisce tutta la famiglia? Sì, tutta la famiglia, da gennaio non dico, però da agosto saremo tutti qua quando Matteo deve ritornare nei ritiro con i ragazzi e poi ritorniamo tutta la famiglia, però adesso abbiamo già combinato dove siamo installati, no? La casa dove devo abitare, quindi mi fa piacere di tornare a Udine e rivedere tutta la gente che mi ha sempre voluto bene. Questa è una cosa che piacerà tanto a tutti i tifosi, c'è la partita di ieri che però forse non è piaciuta tanto, che Udine hai visto? Purtroppo un po' in confusione ancora, però credo che con l'arrivo del nuovo mister può cambiare perché è un allenatore esperto del calcio, quindi ha l'esperienza ha salvato i Crotoni e poi il calcio italiano è difficile, i ragazzi devono capire che devono soffrire per togliere l'Udinese di questa situazione, però non sarà facile, però credo che l'Udinese possa alla fine cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. Bene, ti lascio solo salutare i tifosi dell'Udinese e i lettori del Messaggero in Friuli. Forse a Udine, Mandi, un buon Natale a tutti voi, si vede.